Scandalo sanità in Sardegna. Anziano muore a 91 anni in ospedale a Sassari con il volto livido e due vertebre rotte. La procura ha aperto un'inchiesta. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se ci tieni che casi come questo non restino nell'ombra, sostieni il canale, iscriviti e lascia un like, così possiamo continuare a raccontare cosa succede davvero nella nostra isola. Giovanni Carta, nuorese trapiantato a Ottava, è deceduto a Santissima Annunziata di Sassari, 6 giorni dopo il ricovero. Era entrato in pronto soccorso per problemi intestinali. I figli hanno subito notato lividi sul volto e graffi che il personale ha attribuito a urti accidentali. I parenti non erano convinti. Su loro insistenza è stata fatta una radiografia che ha svelato la verità. L'anziano aveva ben 2 vertebre rotte, un trauma che la famiglia ritiene incompatibile con un semplice urto sulla sponda del letto. Ma cosa è successo veramente in quei giorni di ricovero all'ospedale di Sassari? La Procura della Repubblica ha sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia. I carabinieri stanno indagando e acquisendo anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. I figli chiedono chiarezza su questa terribile morte in Sardegna. Se anche tu pensi che la sanità sarda meriti più chiarezza e rispetto, iscriviti al canale e metti un like. Ma soprattutto dimmi, cosa pensi sia davvero successo a Sassari? Grazie di cuore per aver seguito questo racconto fino alla fine. Ciao e buona giornata.